Ben ritrovati in diretta al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della salute. Quest'oggi parleremo di genitori-figli, insomma questo rapporto importante, spesso contrastato, ma insomma quali sono le sfide dell'educazione nella nostra società, nella società moderna. E vi presento subito il mio ospite. Saluto e ringrazio il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Buongiorno e ben trovato. Grazie, buongiorno Grazie a voi. di esserci venuto a trovare, perché insomma abbiamo bisogno ogni tanto di fare un po' il punto e capire anche in che direzione stiamo andando, anche perché insomma lei viene spesso intervistato e scrive anche su riviste di respiro nazionale, quindi il suo punto di osservazione per noi è prezioso. Partiamo da qui: cambia la società, cambia notevolmente, in continua evoluzione, cambiano anche i giovani, cambia il modo di essere giovani, e quindi le chiedo quanto è difficile oggi essere adolescenti ed essere giovani in una società che è mutata molto e che continua a farlo quotidianamente. È sicuramente molto complesso. Gli amici storici e antropologi ci insegnano come in fondo la vita dell'essere umano sia molto più cambiata proprio in quest'ultimo secolo piuttosto che in tutta l'antica tradizione. E quindi è cambiata profondamente anche la modalità con cui la famiglia, le relazioni familiari, le relazioni sociali si declinano nella nostra vita. Essere adolescenti al giorno d'oggi, ma forse ancora prima essere bambini, è un pochino più complesso. Non c'è più quella responsabilità del quartiere piuttosto che delle persone conosciute, in cui il mondo era estremamente più semplice e più controllato, anche se vogliamo, no? Oggi gli Stati Uniti ci dicono che è importante il controllo di vicinato, come fosse una novità, ma insomma anche nelle nostre tradizioni abitudinali c'era già questo. Oggi ci troviamo in una società in cui il bambino e quindi poi la preparazione a quello che sarà l'adolescente è sicuramente più regolata sulla singola unità piuttosto che sul gruppo, no? Abbiamo perso un po' questa capacità di essere gregario. Oltre a questo, l'adolescente si trova a far fronte con un mondo che è un pochino più complesso nell'accesso, e forse, poverini, questi adolescenti sono anche un po' più sconfortati rispetto alla possibilità di arrivare a dei loro obiettivi, ad avere dei sogni da realizzare. Per contro abbiamo i genitori che sono un po' il direttore d'orchestra di tutto questo processo che deve avvenire, e quindi tra preoccupazioni, mutamento di quello che è il ruolo genitoriale, e quindi anche proprio passiamo da banalmente il voi di un secolo fa al tu o quasi l'essere amici, quindi una stretta vicinanza, e che però deve includere anche quella sorta di monitoraggio su questi ragazzi, no? Che è assai più complesso, perché il mondo fuori offre indubbiamente migliaia di opportunità diverse, buone, rischiose, molto rischiose, quindi di vari gradi. Ecco che diventa ancora più importante di quanto non lo fosse tempo indietro la comunicazione con i nostri ragazzi, sia in qualità di genitori, ma attenzione anche in qualità di figure altre che possono esserci vicino. Il grande lavoro che stanno facendo gli insegnanti, gli educatori, un po' tutti coloro che in qualche modo partecipano alla formazione della personalità di questi ragazzi. Ragazzi che secondo lei hanno un po' perso la capacità di stare insieme, ma di stare insieme in maniera reale, vera ed autentica, cioè sono rapporti un po' più effimeri, un po' più anche convenzionali quelli di oggi? Sì, direi proprio di sì. Questa è non solo un'opinione professionale o i dati, ma è anche confermata proprio dai ragazzi, no? Quindi quando abbiamo una serie di circostanze e tutte portano allo stesso punto, ci viene da dire dal punto di vista scientifico che è potente quell'informazione lì. I ragazzi stessi si rendono conto di questa difficoltà, cioè la superficialità delle relazioni li espone a diversi fattori che sono complicati da gestire. Primo di tutto è la velocità. Relazioni molto veloci, molto frivole, sia in amicizia sia in senso di relazione sentimentale, che ormai non si chiama neanche più così, o è declinata su aspetti più dell'eros,
e anche lì bisognerebbe capire in che modalità, oppure proprio sull'usa e getta, no? E quindi siamo arrivati a questa sorta di relazione che diventa uno specchio della nostra società, e sono molto esposti all'abbandono questi ragazzi. Quindi la domanda che spesso mi fanno è: ma io con che grado di fiducia posso andare a investire sull'altra persona, sul mio coetaneo, sulla coetanea, dal momento in cui mi è successo 100 volte che sono stato abbandonato improvvisamente, mi hanno voltato le spalle, e quindi anche il tema della fiducia diventa fondamentale per poter costruire qualcosa. Leggevo una frase, insomma, che mi sembra, insomma, adatta a questa riflessione: chi si scotta con la minestra alla fine soffia poi anche sull'insalata, no? Per paura di scottarsi in un'altra maniera, e questo comunque complica in qualche modo le relazioni. 0422 1628 332 è il numero per intervenire in diretta, e quindi insomma darci anche il vostro punto di vista, la vostra opinione, l'ascolteremo e insomma ci aiuterà a sviluppare qualche riflessione. Un'altra riflessione che vorrei fare è anche questa: c'è da dire che l'Italia non è un paese per giovani, nel senso che la natalità, lo sappiamo, siamo a zero, stiamo vivendo un inverno demografico infinito, siamo tra le nazioni più longeve al mondo, ed è forse per questo anche che le nuove generazioni vengono viste e considerate come il futuro e mai come il presente. Ecco, forse su questo dovremmo un po' concentrarci un po' di più e lavorare un po' di più. Sicuramente manca un pochino quel ponte che è bene che costruiamo prima di tutto in famiglia, perché lì dove possiamo immaginare, no? Un bambino, un adolescente che sente già la sfiducia dei genitori, che magari è raccontata in modo ancora più frequente di un telegiornale, no? Cioè ogni giorno, 2 o 3 volte al giorno, ecco che rischiano di farla propria e di cominciare non più a investire nel domani, ma guardano l'oggi e domani guarderanno il domani, e tutto è molto limitato sull'investimento. Questo sappiamo avere anche un altro effetto che, insomma, nell'ambito della psicoterapia è molto importante, cioè un po' la crisi della creatività. La creatività intesa anche come capacità di vedere nel futuro, a parità di contesto, qualcosa di bello per noi, qualcosa che vorremmo sviluppare. Dall'altro sì, sicuramente abbiamo una ottima alimentazione, un buon territorio, una buona genetica che ci rende tra i popoli più longevi, anche i giapponesi mi pare sono sempre in cima alla lista, però ecco, il rischio è che si crei una progressiva scollatura rispetto a queste generazioni nel tempo, e quindi che anche gli adolescenti o i bambini stessi sentano troppa diversità, no? Dal punto di vista della buona, ottima educazione ideale, non dovremmo mai sentire né troppo divario né troppo poco. Come dire, i due estremi si è visto da molte ricerche importanti che non portano molto distante. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Tamara. Buongiorno, buongiorno Tamara, ci dica pure. Io volevo fare una domanda al dottore. Prego. Allora, io ho la bambina di 2 anni e mezzo, fa 3 anni domani, che mi fa fatica andare alla scuola materna. Ogni mattina è una sceneggiata di quelle numero 1, e volevo chiedere al dottore come devo comportarmi io per questa bambina che è disperata per andare alla scuola materna, perché lei si lamenta che la trattano, siccome è disabile, è Down, e la trattano male, dicono che nei disegni che fa lei con i psicologi, perché è seguita da un psicologo, dicono che nel suo disegno, nel metodo suo, dicono che la trattano male. Allora io vorrei sapere un attimo una risposta dal dottore, se mi può aiutare, come devo comportarmi anch'io, perché la bambina è disperata, non vuole più andare a scuola materna, ogni mattina è una sceneggiata, si aggrappa ai miei pantaloni o quelli di mia mamma o di mia suocera, e ogni giorno è una litigata praticamente. Una difficoltà, chiaro. Una difficoltà.
Grazie per la sua telefonata, Tamara, grazie. Dottore, cosa possiamo rispondere introducendo anche questo tema? Sì, chiaro che bisogna partire rispetto a quello che portava la signora Tamara intanto da quelli che sono i fatti concreti, no? Quindi capire un po' come si svolge l'ingresso di questa bambina nella materna, se ci sono delle modalità che possono un po' farla sentire più sicura. Poi è chiaro che potrebbero esserci anche delle caratteristiche intrinseche della bambina che gli generano una percezione più di disagio, più di distacco, di abbandono, e questo è sempre il punto importante su cui mettere l'attenzione. Quindi in genere in questi casi poi bisognerebbe vedere nello specifico e declinare su questa situazione, ma in genere è utile accordarsi un po' con le educatrici, le insegnanti, per fare un reingresso come se si partisse proprio dal primo giorno e capire quali possono essere gli elementi che creano disagio o che fanno frenare, e poi anche comprendere poi nel medio-lungo termine, cioè se durante l'arco della giornata la bambina in qualche modo dà comunque segni di disagio oppure si adatta, ed è proprio il punto della separazione e del distacco. Purtroppo la paura dell'abbandono è una di quelle paure universali nell'essere umano, tanto studiata, ma che insomma diventa poi fondamentale, il fulcro proprio nelle piccole ma importantissime esperienze di autonomia che fa anche il bambino, no? Certo, naturalmente il dottor Canil è a disposizione, insomma, per valutare, insomma, quella che può essere la situazione, anche perché insomma c'è un disagio che andrebbe, insomma, quantomeno, insomma, valutato. Abbiamo detto quanto è difficile oggi essere giovani, essere, insomma, adolescenti, quanto è difficile anche essere genitori, no? Perché cambia la società, cambia la gioventù, cambia anche il modo di fare il genitore. Cambia profondamente. Passiamo da un'epoca in cui, ad esempio, Recalcati dice finalmente ad oggi ricompare il padre, ricompare un po', faccio un sunto, come figura educativa, no? Perché provenendo da secoli, ma andiamo indietro anche di diversi secoli, forse da un punto di vista maschile c'è stata una sorta di assenza, o si riteneva per questioni anche culturali che non fosse poi così importante il coinvolgimento diretto dei padri. Invece adesso siamo in un'epoca in cui per fortuna si rivede un po' il nostro ruolo. È difficile per diversi motivi, perché appunto dobbiamo introdurre un po' l'argomento dei limiti. Ai nostri figli cominciamo a dare un'educazione secondo i nostri valori, secondo il tipo di vita che noi gli proponiamo e che vorremmo per loro, e cominciamo inevitabilmente a trasferire una quota delle nostre aspettative, oppure anche a volte dei nostri fallimenti sui figli. Fin qua non dobbiamo spaventarci troppo, perché in una minima parte questo è impossibile evitarlo, a parte chi, come dire, si sottopone a un percorso di psicanalisi personale o di psicoterapia in cui vuol mappare prima di diventare genitore questi aspetti. E appunto il porre dei limiti a volte mette un po' in difficoltà, perché da un lato dispiace e nel polo di contrasto a volte si rischia di esagerare, dipende un po' da quali sono gli aspetti educativi che più ci muovono a livello emotivo. Tendenzialmente stiamo vivendo un momento storico in cui io noto, ma anche molti altri colleghi, confrontandoci a livello nazionale e anche europeo, un po' un eccesso di assenza di limite, e questa non è una buona cosa, perché ai due estremi, immaginiamo la gaussiana, il troppo limite inibisce e produrrà degli adulti che avranno una serie di problematiche sull'autonomia, sullo sviluppo di certe competenze. Ma attenzione, perché abbassare troppo i limiti ai nostri figli non li fa diventare un domani dei re forti e capaci di comandare loro stessi, tutt'altro, li metteranno particolarmente in crisi sia nelle relazioni sociali sia a livello di autonomia e lavoro, perché ovviamente avranno difficoltà ad accettare quelli che sono i limiti che troveranno sempre, dei limiti relazionali, dei limiti rispetto a ciò che si può fare e non si può fare, dei limiti poi in casi estremi anche con la giustizia. Quindi tra i due è chiaro che nessuno dei due è buono, però bisogna stare attenti un po' a questa tendenza, perché è una falsa convinzione. E questo si è visto anche già
molto tempo indietro sugli studi longitudinali, cioè sono studi scientifici che vengono fatti, sono stati fatti da Bowlby e la Mary Ainsworth, che era un assistente, sulla teoria dell'attaccamento. Hanno seguito dei bambini dalla nascita fino all'età adulta e hanno visto come alcuni tipi di attaccamento genitoriale, quindi soprattutto materno ma non solo, hanno prodotto poi certi stili e certe caratteristiche di personalità. Le faccio una domanda forse insomma un po' troppo diretta, ma vorrei capire il suo punto di vista. Lei pensa che oggi gli adulti, i genitori siano capaci di educare o mancano, peccano in alcuni aspetti? È una bellissima domanda, perché se dovessi ragionare sull'Italia avrei bisogno di 60 milioni di opinioni per fare una media. No, al di là dell'ironia, è difficile capire l'andamento globale, però diciamo il campione rappresentativo che arriva in psicoterapia tendenzialmente ha più difficoltà sul porre limiti che non porli. E quindi, cosiddetti paletti, no? Mettere i paletti. Le difficoltà sul mettere i paletti spesso nascono da erronee convinzioni che questo renderà il carattere più forte e quindi renderà il nostro figlio capace di cavarsela meglio. Quindi io penso che questa linea di tendenza che stiamo vedendo tra colleghi non sia una buona cosa. Ovviamente l'equilibrio è sempre quello che vince, ma questo ce lo dicevano già i romani, no? Quindi tenere un equilibrio tra la quantità di limiti e i non limiti è vincente, perché li facciamo, da un lato gli concediamo delle aree ai bambini in cui potersi manifestare, in cui poter spontaneamente mettere la loro creatività, però danno sempre un po' le regole del gioco e quindi su altre aree bisogna dire no, qua le regole magari sono un po' più strette, di là sono un po' più ampie. In questa modalità qua il bambino comincia a creare le sue fantasie, le sue aspettative, il suo sistema di anticipazione degli eventi con serenità, perché sa che non sbaverà, che non andrà fuori da quelli che sono i paletti e gli argini, e quindi riesce a sviluppare se stesso e ad anticipare meglio gli eventi. Un bambino che fa fatica ad anticipare gli eventi perché è convinto di poter far tutto è un bambino che sarà in difficoltà da adolescente e che in questo malessere purtroppo potrebbe anche trovare soluzioni alternative per guarire quello che è lo stato d'animo, cioè la regolazione emotiva, e sto facendo riferimento a tutto il fenomeno dell'uso di sostanze piuttosto che altro. Quindi tenere l'equilibrio è fondamentale. Insomma, è un compito arduo sia essere figli sia essere genitori in questa società. Un rapporto genitori-figli che insomma per antonomasia è spesso stato caratterizzato da conflitti, no? Conflitti generazionali. Paolo Crepè dice che il conflitto generazionale oggi nella società moderna è sparito e non è un bene. Le chiedo un'opinione su questo. E ha perfettamente ragione, perché un pochino di conflitto generazionale, vedete, è quel pochino di sale che noi mettiamo sul cibo e che senza il quale sarebbe diversa la questione, cioè troppo conflitto generazionale è il nostro passato, no? È tutto lo stile educativo spontaneo del dopoguerra in cui i nostri genitori piuttosto che nonni hanno vissuto, ma adesso siamo un pochino al polo opposto di contrasto. Se questo è prevedibile da un punto di vista dell'analisi psicologica delle masse, non è comunque una cosa buona ed è da correggere, perché il genitore amico non funziona, crea proprio quella cosa che si diceva prima, cioè l'assenza di limiti. Il bambino non impara le regole del gioco e comincia sempre a soffrire, ma già dalle elementari o a volte dall'asilo, a soffrire l'assenza della comprensione di quelle che sono le regole entro cui lui può manifestarsi, e sto parlando di area gioco, area compiti, area relazioni, area rapporto con i genitori, area rapporto con adulti estranei, quindi anche figure altre, piuttosto che la convinzione di se stesso. Faccio un breve esempio: il bambino senza limiti cosa succede? Cioè il bambino che non ha conflitto generazionale neanche un po'. Succede che i genitori sono degli amici, quindi vanno ad appiattirsi, diventano quasi alla pari. Il bambino paradossalmente non percepisce una sensazione
di sicurezza, quindi non sente che c'è una guida che gli dice lì sì, lì no. Quindi anche questo si è visto che va a caricare un'aspettativa in cui lui può sempre guidare, nelle circostanze in cui non può guidare una tal situazione si sente perduto ovviamente, oppure si sente troppo obbligato e la vive in modo conflittuale con chi dà le regole. Se la maestra dice oggi facciamo questa certa attività, il bambino va già in sofferenza e dice no, non voglio, non ce la faccio. Ecco che il genitore amico in tal senso rischia di distruggere l'autostima, perché il bambino nel andare continuamente a scontrarsi col limite che riceve dall'esterno ma che non riceve dall'interno, quindi la famiglia, il bambino si sente inefficace e comincia a creare una frustrazione, la quale crescerà col passare degli anni e nel momento in cui sono adolescenti o preadolescenti, perché ad oggi è molto anticipata, rischiamo di trovarci con un ragazzino che pensa di non essere efficace e pensa che è colpa sua. In realtà gli andrebbe spiegato che semplicemente non ha imparato a stare alle regole del gioco. Le regole del gioco vuol dire un po' tutto, è molto generico. Forse quello a cui assistiamo oggi, e insomma pongo sul tavolo anche questa riflessione, è il fatto che un po' oggi i genitori vogliono sembrare più giovani dei figli, cioè abbiamo dei genitori a cui piacciono i Maneskin, abbiamo dei nonni che si comprano le stesse cose che si comprano i nipotini, cioè un tempo probabilmente c'era una cesura un po' più netta, forse anche un po' più salutare da questo punto di vista, cioè ognuno viveva il suo tempo in base anche a quelle che erano le proprie esperienze. Oggi forse non è più così, c'è un po' una sorta di rapporto amicale e tutto questo credo appiattisca anche un po' quello che è il riconoscimento dei ruoli all'interno di una famiglia. Questo un pochino sì. Ecco, di per sé non è tanto l'atteggiamento, il fatto che anche i genitori condividano alcune passioni. Che certamente può essere anche un aspetto di positività. Potrebbe essere, no? Però come dice lei, spesso in realtà quello è un riflesso che ci potrebbe far pensare che anche da un punto di vista educativo potrebbe esserci un avvicinamento eccessivo. Quindi in chi magari condivide qualcosa può andare bene, a patto che mi continua a rimanere un genitore che comunque ha un ruolo diverso. Nel momento in cui perdiamo quel ruolo diverso, quel distacco, quell'asimmetria di relazione, attenzione perché poi diventa un pochino difficile quando i bambini quando sono preadolescenti, quindi 10, 12, 14 anni, siamo già in zona limite. Se lì perdiamo un po' la relazione di stima dei nostri figli e anche il fatto di percepirci un pochino diversi, loro non ci riconosceranno più come dei genitori che aiutano e indicano qual è la soluzione per un tal problema. Loro ci riconosceranno come dei pari che non possono più dar nulla più di così. E quali sono quindi oggi i punti di riferimento dei ragazzi, dei giovani, degli adolescenti, dei preadolescenti? Una volta insomma il ruolo della famiglia, del papà, della mamma era molto sentito e anche molto tramandato, diciamo così. Oggi i genitori sono ancora il punto di riferimento dei figli? Allora, in assoluto sì, nel senso che i genitori comunque dovrebbero essere un punto di riferimento per sempre. C'è una fetta che adesso è difficilmente calcolabile, perché è anche difficile fare una statistica su questo, no? La statistica la possiamo fare, come dire, noi addetti ai lavori facendo un calcolo matematico, ma non sappiamo quanto il campione che si rivolge allo specialista sia un campione rappresentativo di tutta la nostra società. Chiaro che aumentando i numeri ci attendiamo che aumenti anche nella popolazione generale, però sicuramente come linea di tendenza, come si diceva prima, è bene
fare un passo indietro e quindi rimettere un pochino la simmetria e diventare soprattutto noi genitori un punto di riferimento, perché la società è molto più complessa. I punti di riferimento spesso per gli adolescenti che invece non hanno una famiglia alle spalle, perché ci sono anche chiaramente situazioni che vanno benissimo, non è che il mondo sia tutto nero, ma per quelli rischia di diventare ovviamente il cantante, il personaggio, l'attore, piuttosto che l'amico più grande che ha già fatto la tale esperienza, piuttosto che andando un po' più verso il margine di situazioni limite, si affidano a persone poco raccomandabili, uso di sostanze ed altri comportamenti molto a margine, no? Senza dimenticarci che in fondo quei ragazzi stanno anche chiedendo aiuto, però in modo poco consapevole. E lo stanno chiedendo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, mi chiamo Mauro Giorgio, chiamo dal comune di San Stino. Brevissimamente, è molto interessante quello che dice il professore. Mi capita spesso di sentire degli esperti che ragionano su quello che è il tema dell'emergenza educativa, del problema, diciamo, dei più giovani, della complessità della società. Però mi sembra che in tutti questi dialoghi, mi sembra che emerga anche in questo dialogo, manchi secondo me un aspetto, una considerazione che per me è importante. Io ho 50 anni, ma rispetto a quello che è stato il mio mondo e l'educazione che ho ricevuto dai miei genitori, il vissuto anche esperienziale dei miei nonni, manchi rispetto ad oggi quel sano timore di Dio, cioè nel senso quel sano rispetto per il sacro in cui oggi si vede in molte situazioni quasi irriso. Quindi secondo me i ragazzi, come dice il professore, hanno bisogno di aiuto, ma forse hanno bisogno anche di come si dice, un substrato di valori, di ideali in cui identificarsi, in cui incanalare le proprie energie per realizzare la propria vocazione di vita. Secondo me è venuto meno anche l'apertura al trascendente, perché ormai anche il fatto religioso è diventato un po' un supermercato dove tutte sono state in qualche modo equiparate, non entrando nel merito della loro specificità. Quindi secondo me è necessario far credere che c'è un oltre questa esistenza, quindi una speranza ulteriore, quindi il sacrificarsi, il vivere eticamente, moralmente alto, non si limita al qui ed ora di questa realtà, ma ha un'apertura al trascendente. Ecco, io mi focalizzerei su questo aspetto, perché il bisogno di aiuto, secondo me, le grandi domande che in fondo i ragazzi cioè hanno dentro di loro chi sono io, perché sono qui, perché mi devo impegnare, perché devo soffrire, cioè in fondo hanno bisogno secondo me di una risposta di fede che non potrà mai colmare la concretezza delle difficoltà della vita di tutti i giorni, ma comunque è un sostegno che va oltre alla contingenza terrena. Ecco, volevo dare questo mio parere, ecco, penso che sia fondamentale. Ecco, grazie mille signor Giorgio per insomma, aver messo sul piatto anche queste riflessioni. Che cosa possiamo aggiungere, dottore? Allora, senz'altro anche questo anzi grazie al signor Giorgio per aver posto all'attenzione questo argomento. Anche questo è uno di quegli ambiti, se vogliamo anche educativi oppure che creano aggregazione eccetera, che un pochino sta perdendo, no? Nei nostri giovani. Mi permetto, può essere la religione, può essere l'aspetto anche più concreto della religione, che è la vita della parrocchia, il coinvolgimento su certe attività, ma può essere anche lo sport, possono essere molte attività che al giorno d'oggi aiutano i ragazzi intanto ad avere un obiettivo comune e allo stare insieme non solamente attraverso le chat o lo smartphone, che è una parte, ma che ovviamente è uno strumento come tutti che può essere buono o cattivo, dipende come lo si usa, ma che insegna al tempo stesso un rispetto e molte altre parametri che sono necessari per capire la vita magari un pochino insieme, così comunitaria, ecco. Qui ci sarebbe da fare una riflessione che non mi compete, ma anche quegli spazi lì andrebbero un po' potenziati magari.
E ripeto, lo sport, il ballo, la qualsiasi cosa anche, non solo l'aspetto religioso o spirituale che comunque giustamente può avere un suo qualsiasi ruolo. cosa insomma di positivo che possa appassionare, e c'è da dire che abbiamo anche dei bellissimi esempi di giovani invece che insomma sono partecipi nella comunità anche religiosa del proprio paese, nella parrocchia, che si danno allo sport, che portano avanti insomma dei valori importanti in diversi ambiti. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero pochi istanti, e poi torniamo in diretta tra poco. Rieccoci nuovamente in diretta, genitori-figli, la sfida, le sfide dell'educazione nella società moderna. Ne stiamo discutendo insieme al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Abbiamo insomma raccontato diversi temi, abbiamo lanciato diversi spunti, abbiamo parlato di punti di riferimento, quello che può essere la famiglia, il genitore, l'importanza di mettere dei limiti, dei paletti, di metterne troppi, di metterne troppi pochi. Anche un altro tema metterei, quello dell'efficacia e dell'importanza dei no, di saper dire no e di accettare poi dei no e dei rifiuti. Anche questo insomma oggi viene fatto ancora, oppure si tende un po' ad evitare il conflitto e quindi a insomma cedere ad un armistizio? Un pochino si tenderebbe a non farlo e a cercare di accontentare in ogni caso i figli. Come dicevamo prima, attenzione perché questo diventa un boomerang. La quantità giusta di no purtroppo non è come in cucina e non si può dire 10 grammi o 20 grammi, però qualche no sicuramente fa bene, e lì dove c'è una necessità reale di un genitore di dire no, questa cosa non si può fare, attenzione che è anche un processo particolarmente interessante che hanno messo in luce molti autori di altissimo livello come Piaget, come Vince Kelly, cioè il no posto bene, spiegato al bambino e che però lui capisce che è invalicabile, crea la capacità del bambino un po' alla volta di passare dalla frustrazione alla creatività. Pensi un po', questa è una magia, no? Che si è scoperto. Chiaro che a patto, perché si crei questa piccola magia, deve esserci una famiglia molto accogliente anche rispetto alla frustrazione col bambino, e questo si crea già nei primi anni di vita, perché il bambino comprende i limiti nei primi anni di vita e lì ha modo di metabolizzarli un pochino meglio, e mettiamo già le basi per dare una direzione a quella personalità che poi da grande sarà capace più di altri di dire: beh, insomma, se, che ne so, non va questo lavoro, sono capace di trovarmene un altro. Se non è andata bene quella relazione affettiva, posso star male, ma insomma ripiegare la mia vita su altro. E quindi la capacità di far fronte agli eventi, no? Quelli che gli inglesi chiamano le social skills anche. Questo è importante perché se non gli diamo la possibilità di sviluppare quello, rischiamo di produrre, adesso estremizzo un pochino, ma per rendere l'idea, un bambino che diventerà un adolescente che va molto in crisi sui no che la società gli darà, e quindi non puoi fare questo, non può, quella ragazza o quel ragazzo ti rifiuteranno, piuttosto che non puoi fare l'attività dei grandi ma devi farne un'altra, oppure non puoi per X motivi, gli darà l'opportunità di ingegnarsi e di sognare qualcosa o di progettare quando la potrà fare e in che modo, altrimenti rimaniamo un po' sulla superficie di impatto delle cose. Non posso, sbatto contro, vado in frustrazione e trovo un modo per reiterare quella frustrazione perché non mi sposto da quell'elemento. Invece la capacità di ridirezionarsi è fondamentale. Tornando insomma alla riflessione di Crépé, insomma la sua analisi, lui dice che oggi c'è un po' un armistizio, cioè io genitore faccio fare a te figlio tutto quello che vuoi perché così tu figlio non mi infliggi la tensione di un conflitto e quindi anche l'incapacità di saperlo gestire poi. Così però si va a spegnere l'autonomia e anche il desiderio di affermazione dell'identità dei più piccoli, insomma dei figli, che appunto non hanno la possibilità in questo modo di ingegnarsi per arrivare lì dove vogliono arrivare. Assolutamente sì, perché l'eccesso di
diciamo, facilità con cui un genitore arriva all'armistizio rischia di diventare un elemento che l'adolescente, soprattutto il preadolescente, imparano facilmente, e quindi sono un pochino quelle tecniche manipolatorie per cui se genero un conflitto o un senso di colpa nel genitore, so che più o meno può darmi ciò che voglio, ma quello non è un buon aspetto da sviluppare nei nostri figli, perché la manipolazione, ricordiamoci che funziona, intanto non è un aspetto corretto di relazione, e secondo ha molti limiti. Si può manipolare chi si fa manipolare, ma nella grande maggior parte dei casi non è possibile, e ancora si va a schiantare il nostro preadolescente o bambino su un muro che è quello del limite. Quindi è meglio che lo impari in casa, no? In casa lo può imparare bene, ci si può ridere anche nel momento successivo, e sviluppa un'altra abilità. Certo. Introduco un altro tema di cui abbiamo parlato spesso anche in precedenza, ma insomma che è sempre importante, e insomma è sempre bello fare una riflessione anche su questo: le aspettative che i genitori hanno sui figli, dal punto di vista scolastico, dal punto di vista sportivo, anche dal punto di vista affettivo quando diventano un po' più grandi, quando si trasmettono in maniera positiva, cioè quando sono positive e hanno dei risvolti importanti, positivi nei figli, e quando invece le aspettative poste in maniera troppo oppressiva anche hanno un effetto deleterio. Tutto ciò che è eccessivo sicuramente ha un effetto degradante sia sulla relazione che abbiamo con i nostri figli e sia su loro stessi, no? Per chi gli insegniamo sostanzialmente la frustrazione e la delusione. Questo eccesso cosa provoca? Provoca dei figli che da grandi avranno il timore dell'abbandono, perché nell'idea di non riuscire ad assecondare i bisogni del genitore, che dimostra di essere deluso pensando di spingere una performance superiore nel figlio, in realtà gli sta dicendo: tu mi deludi e io quasi quasi non ti voglio più bene. Nella paura, nel timore dei figli invece di non essere ben voluti in tal senso, si genera poi la paura dell'abbandono, e quindi si è visto statisticamente su studi molto affidabili, e qua parliamo sempre di Bowlby, come quel tipo di timore di abbandono nelle relazioni porterà molto facilmente a sviluppare disturbi d'ansia e attacchi di panico, perché poi nelle relazioni saranno persone che tentano o di prendere sopravvento, ma magari comunque di essere abbandonate da dei partner per un temperamento troppo forte, oppure di essere eccessivamente accomodanti, e quindi l'autostima chiaramente ne risente e tendono a mettere da parte sempre ciò che vogliono pur di non essere abbandonati anche da un partner magari sbagliato per loro. Altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Buongiorno, mi scusi, sono Andrea Boscarol, chiamo dalla provincia di Gorizia. Buongiorno Andrea, prego, ci dica. Ma ci tenevo a fare una domanda, essendo anch'io non solo musicista ma anche educatore, nel senso che spesso mi ritrovo a pensare che i nostri genitori erano chiaramente, come dire, rozzi e forse spartani a livello educativo, non ne sapevano molto, forse la Montessori per loro poteva essere il nome chissà anche un giocatore di calcio, ma nonostante questa rozzezza, questa povertà di strumenti, e anche attraverso una severità che magari oggi viene vista negativamente, sono riusciti però male o bene ad allevare una generazione che pare essere anche l'ultima, che in un certo senso dal punto di vista dei valori tiene duro. E io capisco anche che i tempi erano complessivamente più facili, non c'era internet, non c'era tutta questa pressione nei confronti dei nostri ragazzi, però lo dico polemicamente ma non in maniera acrimoniosa, nonostante l'entrata in campo di molte discipline, la psichiatria, le scienze dell'educazione, le scuole di pensiero, intellettuali di riferimento, com'è possibile che non siamo riusciti ad arginare questo crollo generalizzato? Perché è evidente che l'unica grande opera di questo Paese, altro che i ponti, è proprio un'immensa questione educativa, è un'immensa questione educativa che si pone. Ma nonostante tutto mi chiedo, anche noi come educatori, come professionisti abbiamo delle responsabilità, perché nonostante l'entrata in campo, ripeto, delle nostre discipline e professioni, abbiamo assistito a questo crollo, e me lo chiedo in buona fede perché anch'io è un problema che mi pongo quotidianamente. Ottimo spunto Andrea, grazie.
Molto interessante cosa questo. possiamo dire su questo? L'unica cosa, facciamo attenzione ad una questione: sì, come educatori, come professionisti, chiaramente abbiamo di tutto e di più, però attenzione, nessuno di noi avrà mai il peso che ha la famiglia. Se io come psicoterapeuta, come professionista ho peso 10, il papà o la mamma hanno peso 1.000.000 in confronto. Quindi, come diceva il nostro ascoltatore, sicuramente è una sfida anche educativa, ma attenzione che quello che noi facciamo arriva primo da un punto di vista temporale sempre dopo, secondo con un peso completamente diverso. Il ragionamento che io faccio e che condivido in questo momento è questo, cioè se non ci fosse tutta questa cultura, soprattutto del Novecento, no? Ad esempio sul tema dell'educazione dei figli, della psicologia, della psichiatria, eccetera, chissà come saremo. E comunque teniamo conto che arriviamo tendenzialmente a riparare il danno. Chiaro che la cosa ideale quale sarebbe? Di poter seguire ogni singola famiglia, forse una cosa utopica, ma poter dare subito un indirizzo, cioè fare quella che è la prevenzione specifica, no? Quella avrebbe un valore immenso. Se noi potessimo intercettare tutte le situazioni a rischio subito, caspita, sarebbe molto meglio. Fortunatamente io credo insomma, che il ruolo che hanno insomma, che avete voi come professionisti è stato molto sdoganato nel corso dei tempi, era visto spesso andare dallo psicologo come un tabù. Fortunatamente non è più così, ecco, insomma, e quindi c'è la possibilità anche davvero di, con il vostro aiuto, di arrivare a sciogliere qualche nodo che fa parte inevitabilmente di noi. Stavamo parlando poco fa di autostima, anche di dipendenza affettiva, ma non solo affettiva, che possono essere insomma, le conseguenze di tutto ciò che abbiamo raccontato. Chiaro che anche questo aspetto a grappolo deriva sempre appunto dalla percezione o dall'esperienza o meno dei limiti, no? Come si diceva prima, il bambino che è riuscito ad avere dei no, ma a sviluppare comunque una sua capacità di agire in circostanze le cui regole erano chiare, avrà anche una migliore capacità poi di andare incontro ai suoi bisogni. Facciamo finta per un attimo che la parola dipendenza non sia brutta, ma semplicemente sia una questione di quantità. Allora, in base a questo, poiché noi mammiferi nasciamo all'interno di una fortissima dipendenza, che è quella materna, cosa succede? Poi nell'arco della vita abbiamo semplicemente bisogno non di cancellare la dipendenza, che sarebbero i nostri bisogni, ma abbiamo solo il dovere verso noi stessi di distribuire i nostri bisogni su più persone, come fosse un tavolo che nasce su un'unica gamba, che è quella materna, e poi un pochino alla volta ne mette altre, ne mette altre. Nella misura in cui noi riusciamo a distribuire i nostri bisogni, ecco che siamo una persona realizzata, che non avrà particolari timori di abbandono e che comunque è riuscita a mettere in pratica quella che è la buona educazione che ha dato la famiglia, quindi l'esperienza che io come persona ho fatto all'interno della mia famiglia. Lì dove non c'è stata un'adeguata distribuzione, e qua torniamo anche un po' al tema delle aspettative, perché a volte ci sono genitori estremamente dipendenti che hanno dei vuoti o direi proprio dei buchi affettivi e che istintivamente li vanno a coprire con quello che è la necessità dei nostri figli. Anche lì non va bene, perché gli investiamo di un tipo di relazione che non è propria per i nostri figli. Gli stiamo senza volerlo insegnando la dipendenza nel senso classico. Quante ne ha viste di queste situazioni? Perché lei è tra i 3 psicologi, insomma neuropsicologi, psicoterapeuti in Italia che hanno più di 2000 ore di consulenza e di sedute all'anno, insomma sono dati certificati questi, quindi insomma casistiche ne vede tantissime. Molte e tutte queste casistiche sarebbe importante anche secondo me che venissero in qualche modo, ma non solo da parte mia, da parte di tutti i professionisti, che in qualche modo venissero conteggiate in una statistica un po' più ampia, no? Noi abbiamo l'Istat che, come dire, con Epicentro, con tanti istituti sono bravissimi e sono all'avanguardia, ormai gli standard sono mondiali e sono molto efficaci, però ecco a volte c'è un pochino il rischio di
perdere alcuni dati perché non tutto passa sul Servizio Sanitario Nazionale e in molte situazioni a volte si vedono magari per poche consulenze e poi non si sa più che tipo di esito possono avere. Chiaramente sono tutti dati che ahimè vengono persi, ma sarebbe importante poter in qualche modo stimare, quantificare per capire in anticipo in che direzione andare. L'OMS ci dice che purtroppo alcuni disturbi saranno in aumento. Per dare due numeri, in Italia soffre di disturbi psichiatrici, psicopatologici, circa il 20%, probabilmente sono di più della popolazione. Negli Stati Uniti siamo il 20, forse 25%, e questi dati in aumento insomma non è che ci rassicurino moltissimo, no? Per cui dobbiamo assolutamente lavorare sulla prevenzione. Aumentati notevolmente, lo sappiamo, soprattutto dopo l'emergenza Covid, no? Costretti in casa, soprattutto i giovani, a rinunciare ad una socialità importante per, insomma, quell'età. Quindi insomma, questo è un dato importante. Lei ha anche un altro ruolo, quello di prorettore dell'Accademia Internazionale delle Scienze Costantiniane. Ci racconta un po', insomma, a che punto di osservazione è? È un punto sicuramente privilegiato perché ci dà l'opportunità di avere contatti anche con diversi altri enti, con ad esempio altre università o altri propri istituti, e anche da punti di vista differenti, no? Perché il tema famiglia, ad esempio, si sta declinando nella società non solo dal punto di vista psicologico, ma anche banalmente giuridico, per tutta la rivoluzione a cui stiamo assistendo, da un punto di vista purtroppo a volte penale, da un punto di vista abitativo, da un punto di vista di tutte le condizioni di vita dell'essere umano. E quindi anche ad esempio su questo tema stiamo organizzando una serie di incontri che speriamo a breve possano realizzarsi proprio per sensibilizzare, perché più facciamo rete su queste cose meglio è. Insomma, ci terrà aggiornato perché sono sicuramente degli appuntamenti interessanti che offrono degli spunti di riflessione, insomma, interessanti. Ne avremo tantissimi oggi in questi ultimi minuti da raccontare, ma insomma il ruolo dei social media, come viene vista la sessualità e l'affettività nei giovani oggi, questo è un tema sul quale io credo, insomma, che anche in futuro bisognerà davvero riflettere molto, no? Senz'altro, stiamo assistendo anche qui ad un mondo che sta cambiando velocemente e a volte assistiamo al cambiamento fatto, quindi non partecipiamo neanche all'evoluzione nel mezzo. Però dobbiamo adeguarci, i giovani qua rischiano un po' di perdersi e anche di perdere un po' i pilastri di riferimento proprio, no? Tutto è molto veloce, è molto mediato da quello che è il mondo della rete e si perde, si impoveriscono da un punto di vista affettivo. Certo, dobbiamo dire anche, abbiamo detto, ma insomma lo sottolineiamo, ci sono tantissimi giovani che insomma se la cavano benissimo, è un periodo, quello della gioventù, dell'adolescenza, spensierato, non soltanto precario, incerto. Ci sono giovani che sanno coltivare molto bene il talento, scoprire qual è il loro e coltivarlo. Leggevo tra l'altro che insomma accanto a tutti i dati che abbiamo dato non molto positivi ce n'è anche uno estremamente positivo, cioè il fatto che gli under 35 per esempio a livello europeo sono la generazione più istruita di tutti i tempi, e quindi insomma anche questo è un dato importante. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, grazie per queste riflessioni interessanti, speriamo di aver insomma stimolato la curiosità e anche appunto il mettere un po' in moto qualche pensiero in chi ci ha seguito da casa. Ringrazio Mattia Pizzaia e Francesco Ceron in regia, vi lascio al film Uccidimi due volte e vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci.